per cominciare alla grande con una sfida storica. Ciao da Salvo Geraci, si parte, inizia la stagione, Stadio Santissima Trinità e il derby dei Ventimiglia, Geraci Super Giovane Castelbuono, Coppa di Eccellenza Siciliana. Questa è l'andata dei 16esimi di finale. Attenzione al pallone proprio per Fernandez, la parata da parte di Fagone, ma il gol viene annullato. Quello che poi è andato a realizzare Panebianco. C'è stata tra l'altro la partenza anzitempo di Cosimo Cardella, che ha spiccato l'anno scorso nel campionato di promozione. Panebianco allarga nella zona di Valor, uno dei due under in campo. In casa Geraci, lanciato Fernandez, il cross in mezzo, la deviazione verso il secondo palo da parte di Bonanno. Reynoso, pallone dentro, deviazione, attenzione al contrasto con il pallone oltre la traversa, ci ha provato Belecco. Cross in mezzo, Torres Martinez, il colpo di testa! Torres Martinez, il vantaggio della Super Giovane Castelbuono. Lo ha cercato tantissimo questo gol, lo ha trovato Santiago Torres Martinez. 1-0 a fine primo tempo. Conclusione da fuori. Nel frattempo di Panebianco, la battuta di Panebianco va verso il centro del campo da Gonzales. La girata di Sapienza, poi viene travolto da Marrone, calcio di punizione. Ammonito Marrone, scambio tra due giocatori, Marrone va fuori, doppia ammonizione nel giro di pochissimo. Super Giovane Castelbuono in 10. Parte Bonanno in mezzo alla girata di Panebianco. Gonzales, battuta effettuata, Gonzales da fuori, tiro largo. Conclusione centrale, stavolta di Garofalo. La finta di Grandis, lancio profondo, il colpo verso la porta e autogol di Ferrarese. 2-0 Super Giovane Castelbuono. Il lancio lungo da parte di Grandis, Ferrarese ha battuto Barbagallo. Va a Reynoso, il pallone in mezzo, colpo di testa. 3-0, lo stacco perfetto della Super Giovane Castelbuono. Il gol di Pennisi. Parte Bonanno verso la porta, Fagone, la prima parata. Nel frattempo Konate calcia addosso a Bonanno. Gonzales non va con il tiro da fuori, poi c'è il tiro raso terra che finisce fuori. Lopizzo, stessa cosa per questo 2006 del Geraci. Avanza Macario, prova ad ancolare. Un po' di spazio per Bonanno, può andare avanti il Geraci. Sapienza evita così a Reynoso, passaggio per Bonanno, il piazzato alla traversa di Ivan Bonanno a un passo dal gol. Finisce così la Super Giovane Castelbuono, festeggia a Geraci sotto gli occhi dei propri tifosi.